Mister Alberto Aloisi, la partita si è conclusa alla vittoria del Castiglione per 6-2. Una squadra, la vostra, che forse nel primo tempo ha subito l'iniziativa del Castiglione, si è portata sul triplo svantaggio. Poi c'è stata una piccola reazione, qualche urlo tra virgolette alla panchina a spronare i propri giocatori. Poi nel secondo tempo però ho visto una squadra che ha un po' mollato. Sì, allora il Castiglione l'ha vinto meritatamente. Questi ragazzi con stasera è la terza partita che fanno. Noi con gli stessi ragazzi abbiamo fatto 2 partite con l'Under 23 con 2 squadre di vertice, tra l'altro 2 prestazioni favolose. Stasera non ne avevamo, io potevo fare, ci ho provato e poi in modo di tutto per trovare ogni soluzione, soprattutto da un punto di vista nervoso, della tenuta mentale, ma non c'era possibilità oggi di tirare fuori dai ragazzi nulla di più, perché nelle gambe oggi i ragazzi non ne avevano e paghiamo un deficit sicuramente di una mancata preparazione atletica efficace, ma quando con gli stessi ragazzi fai 2/3 categorie succedono partite come questo. Hanno giocato a distanza nemmeno di 24 ore e avevano giocato mercoledì sera con le squadre di vertice dell'Under 23. Stasera il Castiglione ha vinto meritatamente, ha giocato meglio di noi, forse poteva vincere anche con più largo margine. Comunque diciamo, allora, da questo punto di vista niente da rimproverare ai ragazzi, ci hanno messo impegno, ci hanno provato fino in fondo, non hanno mai mollato. Ripeto, c'è stato uno scoramento nel secondo tempo, ma più che altro dovuto alla condizione fisica, come detto giustamente prima. Chiudiamo la stagione, il prossimo impegno in casalingo per chiudere questa stagione, impegno casalingo che sarà? Allora, il prossimo impegno casalingo, guarda, allora il concetto sta in questi termini. C'è una grossa opportunità di giocarsi ancora la salvezza con questo regolamento, per cui dobbiamo sicuramente fare una piccola preparazione per vedere se c'è la volontà di trovarsi preparati a questo appuntamento. È quello che vogliamo fare, è quello che vogliamo provare a fare, ne parleremo in settimana, perché, ti ripeto, dobbiamo vedere se dobbiamo programmare un tentativo importante di salvezza. Per fare questo dobbiamo fare un piccolo microciclo di lavoro intenso, perché ripeto, i ragazzi nelle gambe non hanno partite ripetute, non ce la fanno a tenere queste partite ripetute, sono stati anche bravi a contenere il risultato. 6-2 nell'hockey è un risultato che ci sta, se te pensi che ieri con l'Under 23 del Castiglione, infarcita degli stranieri, di diversi giocatori di A1, abbiamo fatto 5-5, ti fa capire cosa, che oggi non c'eri, tutto lì. Però questi ragazzi, io penso che se pongono l'obiettivo di una possibile salvezza, ci metteranno anima, corpo e gambe per poterla raggiungere. Hanno messo anima, corpo e gambe, secondo me oggi sono andati oltre quello che potevano, infatti non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, sono stati encomiabili, sono stati diligenti, hanno provato a fare quello che si era detto di poter fare, ma oggi non avevamo, il Castiglione ne aveva più di noi e ha vinto meritatamente, forse anche più motivato, ma sì, forse anche più motivato, però ripeto, è un percorso, abbiamo insomma, viene una storia di questi ragazzi di tante sconfitte. Ora comunque stiamo alternando vittorie e sconfitte, guardiamo a dare continuità ai risultati nel tempo. Bene, grazie al mister Aloisi.